Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata a un argomento che riguarda le tradizioni culturali, le tradizioni popolari della Sardegna. Parleremo di Sacabadora, abbiamo gli autori di un libro che è stato già prodotto in 2 edizioni, oggi presenteremo la seconda edizione, siamo nella nostra sala conferenze dell'Associazione Culturale Onebu. I 4 autori sono Augusto Marini, Roberto De Montis e Mariano Staffa, 2 dei quali oggi sono presenti e ci prenderanno questo libro. Tra l'altro hanno portato qui, li abbiamo qui sulla scrivania, potete vederla, alcuni strumenti, alcuni documenti che poi loro riportano nel loro libro, quindi ci apprestiamo a seguire questa conferenza. Io ringrazio naturalmente gli autori per aver accettato l'invito ed essere qui con noi, ringrazio il pubblico presente oggi numeroso e mandiamo subito la sigla. Eccola. Bene, eccoci qua in diretta. Io do subito la parola ai nostri autori che ci illustreranno appunto questo loro lavoro di ricerca su questa figura un po' mitologica, un po' leggendaria del Sacabadora, questa donna che veniva chiamata per porre fine alle sofferenze delle persone che non riuscivano a oltrepassare la soglia che divide la vita dalla morte, quindi un argomento abbastanza serio che riguarda insomma il passato, ben sapendo che queste persone erano poi perseguite dalla legge perché si trattava di porre fine a una vita, quindi sarebbe stato un reato e per questo non si è tramandato insomma ufficialmente, però secondo i nostri 4 autori che qui hanno portato questi strumenti, oggi ci saranno appunto delle sorprese perché verificheremo se queste storie, se queste leggende hanno un fondo di verità o se sono addirittura vere e quindi accettabili scientificamente. Vi auguro una buona serata, una buona conferenza agli autori e do la parola subito a Augusto Marini. Bene, grazie, buonasera a tutti, ai presenti e a quelli che ci sentono e ci vedono da siti lontani del mondo. In particolare a Virginia, mia figlia, che ci ascolta e ci vede da Hamburgo. Ok, cosa diciamo del Sacabadora? Sacabadora è una figura che è stata sempre in Sardegna, se ne è parlato, però non si sapeva granché. Si sapeva che c'era, però in effetti la fisicità di questa persona non veniva mai messa in evidenza. Era presente in tutta la Sardegna, dal nord al sud, da est a ovest, se ne parlava sempre e sempre con le stesse caratteristiche. Una persona che aiutava a morire persone che erano moribonde, con una agonia molto sofferta, dolorosa. Tenete presente che noi abbiamo sostanze che alleviano il dolore solo da poco tempo rispetto ai tempi storici, quindi non c'erano antibiotici nel passato, non c'era antinfiammatorio, non c'era nulla, se non impiastri e preghiere e quant'altro. Quindi quando era necessario si ricorreva a questa figura qua. Bene, adesso dirò alcune cose che sono riportate nel libro, che è scritte da professor Tore, che era un insegnante di storia all'Università di Cagliari, e vi dirò alcune cose riguardanti Sacabadora. Del Sacabadora, o perlomeno del fatto che in Sardegna si usava aiutare a morire individui anziani, quindi non più utili alla società, perché tenete presente che quella era una società povera di pura sopravvivenza, e quindi
persone ammalate, vecchie, con pluripatologie, non erano più in grado di sostenersi autonomamente, quindi erano un peso per la società e per la famiglia, che sicuramente c'era ancora, o per il clan perlomeno. Comunque De Sacabadora ne incominciano a parlare autori greci e latini, ne parlano già di questo uso che c'era in Sardegna di aiutare a morire i moribondi. Ok, però poi c'è un vuoto completo fino all'inizio del 1800. Il primo che mette nero su bianco circa Sacabadora è la Marmora. La Marmora che gira la Sardegna. Lui ha preso tutti i punti trigonometrici che servono ancora oggi per il catasto, per delimitare i terreni. Ebbene, lui girando in Sardegna ha l'occasione di parlare soprattutto con le persone più abbienti, quelle che erano ritenute le più attendibili. Difficilmente parlava col popolino, ovviamente. Bene, e cosa lui è riuscito a sapere? Che in Sardegna, in molti paesi, c'era questa figura che aiutava i moribondi a superare il limite fra vita e la morte. Ma De Sacabadora ne parlano anche altri autori, sempre nell'Ottocento, che sono il Vittorio Angius, che era un prete, il canonico Spano, che poi è quello che è il fondatore del Museo Archeologico di Cagliari. Ne parla anche un ufficiale inglese che girava per la Barbagia, non so per che cosa, però anche lui ha sentito parlare nei paesi della Barbagia di una figura che si chiamava Sacabadora, che aveva questo compito qua. Il primo che mette nero su bianco comunque è la Marmora. Nel Voyage a Sardegna, che pubbica a Parigi nel 1826 in francese, dice che in Sardegna c'era questa figura e ovviamente questa figura viene conosciuta in tutta Europa a questo punto, perché è un libro di larga diffusione il suo. Forse però alla corte piemontese la figura di Sacabadora in una regione che loro governavano non andava proprio bene, anche perché in Sardegna erano nate diatribe fra quelli che ritenevano Sacabadora vera e quelli che invece la ritenevano invece una cosa non vera, fra quelli che criticavano l'Angius e Giuseppe Pasella, che era un magistrato, che accusa l'Angius di infangare la Sardegna. Quindi per queste persone abituate nelle corti alte, nelle fasce alte della società, una figura così era deleteria e quindi portava un'immagine della Sardegna e quindi anche delle regioni che loro governavano, era un fattore negativo. Ok, quindi sulla base di questa diatriba, quindi diceva, la corte reale non piaceva molto sicuramente sono intervenuti sulla Marmora, perché nella seconda edizione, circa 25-30 anni dopo, la Marmora dice che effettivamente la figura di Sacabadora forse era presente nei secoli precedenti, quindi nel 1700, ma ormai nel 1800 non c'erano più tracce di questa figura. E così lui si rimangia un po' tutto, ma era sicuramente pressato da persone più alte di lui. E cosa vi posso dire ancora? Che comunque poi non se ne parla più, se non c'è un silenzio più o meno totale, se ne riparla nel 1980 e ne parla Monsignor Calvisi ad Attilio della Maria. E il prelato dice di aver visto e sentito parlare di una Cabadora. Sarebbe stato un incontro fra Sacabadora e la madre di un bambino moribondo. La Sacabadora si proponeva come per il suo operato e la madre di questo bambino avrebbe rifiutato. Anche Monsignor Masia, un altro prete, perché fondamentalmente erano i preti che sapevano scrivere, pochi altri. Il popolo era fondamentalmente ignorante e illetterato. Il Monsignor Masia, parroco di Sedilo e Sindia, parla con la studiosa Dolores Turchi dell'uso del Sujualeddu, che sarebbe questo elemento qua, che però non è stato ritrovato da me è stato regalato, fatto ex novo. Parla dell'uso del Sujualeddu al letto del moribondo. C'è ancora un giornalista, Franco Fresi, in Gallura,
che riporta quanto detto da un discendente di una Cabbadola. Ne parlano anche due eminenti studiosi che sono medici legali, il professor Bucarelli e il dottor Lubrano, precisamente a Sassari, all'Università di Sassari, e parlano di questa figura, ma non vanno oltre le notizie che in quel momento si sapevano. C'è un bel libro, devo dirvi, di dottor Italo Bussa, che è un laureato in giurisprudenza, e il libro si intitola Cabbadola immaginaria, rottamazione di un mito. E lui effettivamente fa una bella disamina e effettivamente dal suo punto di vista la rottama, anche se secondo me era partito con l'intenzione proprio di rottamarla. Invece secondo me quando si deve giudicare qualcosa, qualcuno, bisogna essere puliti, non avere preconcetti, se no c'è un bias che non va bene. E questa è la situazione che riguarda Saccabadola. Saccabadola, vi devo dire che agiva in una società molto povera, precaria. La mortalità infantile era alta, ma anche quella degli individui adulti, ma soprattutto la mortalità infantile era elevatissima. Tutte le mamme avevano almeno un figlio morto. Si moriva per malattie infettive, le donne morivano per parto, perché molte volte era un parto distocico, quindi mal posizionamento del prodotto di concepimento, quindi non c'era il taglio cesareo in corpo. Poi il taglio cesareo effettivamente che fanno adesso fu fatto a Pavia, siamo alla fine dell'Ottocento. Però vi dico una cosa che è riportata nel libro dal professor Tore. Dice che nel 1826, quindi l'anno in cui la Marmora pubblica il Voyage in Sardegna, le condotte mediche in Sardegna erano presenti in 97 villaggi e comuni. Però in 281 non c'era una condotta, non c'era un medico, non c'era nulla. Quindi ci potevano essere solo al massimo quelle che noi chiamiamo feminas praticas, che riuscivano con impiastri, forse San Solo, non so, riuscivano anche a ridurre qualche slogatura, ma non di più. Quello che è la polmonite, che in stato si chiama dolore costato, che va poi a infiammare anche la pleura, e la pleura è innervata dal dolore. E beh, come si curava? Mettendo degli impacchi caldi nel costato, altre cose non c'erano, si doveva solo sperare che il sistema immunitario fosse effettivamente molto efficiente, se no agli 8 giorni erano morti. Ed era molto frequente la broncopolmonite. Non parliamo poi della tubercolosi, del tifo, perché molte volte si attingeva acqua dai pozzi, ma tenete presente che non c'erano bagni, non c'erano fosse settiche, si andava di corpo in campagna oppure in quei gabinetti così tipo alla turca, cosa del genere, e i microbi percolavano e andavano anche nel pozzo, per cui nel pozzo si raccoglievano anche i microbi di tutti i geni. Quindi la situazione era veramente precaria. Ecco, vi dicevo che nel 1826 in 281 comuni e villaggi non c'era un medico. Il servizio farmaceutico era solo nei grandi centri e il medico era solo a pagamento. Solo per farvi un esempio, in quel periodo e anche qualche decennio dopo, avere il medico al capezzale del letto per una partoriente costava come l'equivalente di 30 giornate lavorative di un contadino. Quindi capite che se la famiglia si reggeva sull'operato di questa persona, poteva essere il contadino, il capofamiglia, non era possibile avere un'assistenza per quello medico. E questo per quanto riguarda così una breve disamina, ma troverete molto di più nel libro. Vi dico la storia del ritrovamento di questi reperti. Beh, io ho fatto il cardiologo, sono medico da 41 anni, ho fatto il cardiologo per 31 anni a Senorbi, prima ho girato mezza Sardegna, sono voluto rimanere a Senorbi per mia scelta, perché volevo dare servizio a queste persone che stavano lontano da Cagliari, che altrimenti una visita cardiologica con il CG devono farsi 50 km per venire e 50 per tornare, è una cosa che si fa in 10 minuti, che è abbastanza semplice. Sono rimasto a Senorbi e devo dire che mi ha ripagato questo. È mia abitudine con i pazienti quando arrivano a cercare di
allentare la tensione, l'ansia che ogni paziente, ognuno di noi, anche noi medici, che abbiamo quando andiamo da un medico. Non sappiamo cosa ci trova, non sappiamo se cambiare un corso, se dobbiamo curare, non sappiamo cosa ci troverà. Questa è la mia abitudine, appunto, parlare con i pazienti, ma parlare non di medicina subito, di patologia o di anamnesi, no, parlavo del lavoro che fa, dove abita, se conoscevo qualcuno, che cosa succede, queste cose. Allora il paziente, ovviamente l'attenzione calava, fondamentalmente parlavo in sardo, perché in quella zona gestionata in sardo, e quindi il paziente si sentiva un po' come a casa sua, e quando non è a casa sua è tranquillo, o no, è così. Siamo arrivati a parlare del Sacabadora. Non è proprio la cosa migliore di cui si deve parlare, un ambulatorio medico, Sacabadora, però ne abbiamo parlato, evidentemente se ne doveva parlare. E lui mi ha detto, in sardo, mi ha detto, ma te stai chiudendo? Ah, ce l'ha. E poi ha aggiunto subito, ha detto, che dove che si dà il regalo? E quindi che cosa potevo dire? Certo. Mi ha fatto molto piacere perché dopo alcuni giorni me l'ha mandato con una persona dentro una busta anonima, c'era questo martello qua, io l'ho guardato bene, ero felicissimo, strafelice, e quindi l'ho tenuto in casa, mi sono fatto fare una custodia da mia sorella, ma l'ho tenuto in casa dentro una cassapanca perché in quel momento c'era mia moglie che non stava bene, quindi è morta, e quindi non avevo, in sardo si dice sardidio, perché capivo che su questo martello si poteva scrivere un libro interessante, perché è il primo che si ritrova, effettivamente è vero, ce n'è qualcuno in giro, ma non so se sia vero, questo lo è. Ebbene, l'ho tenuto in casa, però guardandolo bene ho visto che, poi lo vedete anche voi se vi avvicinate, che sul martello, sulla parte battente, ci sono degli schizzi di colore scuro. Ho pensato che potesse essere sangue, per cui quando sono riuscito ad incontrare Mariano Staffa, che in questo momento non c'è, ma sta arrivando, sì, lui è medico ugualmente come lui, l'ho incontrato e gli ho detto, guarda Mariano, vieni perché ti devo fare vedere una cosa. Volevo parlare con lui, proprio anche con Aldo Cinus, perché loro fanno parte di un gruppo folcloristico di qua, che tra l'altro si occupa di tradizioni popolari, e loro sono gli autori di diversi libri di tradizioni popolari quartesi. Io non avevo questa dimestichezza, non sapevo come muovermi, quindi sapendo che tra l'altro loro sono non solo in grado di avermi aiutato, ma sono anche dei custodi e studiosi delle tradizioni popolari, e quindi mi servivano loro, e ho fatto bene, perché è venuto Mariano, ho guardato il martello, ho detto, vedi Mariano, bisogna che ci riuniamo perché dobbiamo fare un lavoro. Ok, ci riuniamo nel mio studio, vengono, gli faccio vedere il martello, secondo me queste chiazze qua, e poi le vedete è sangue, ci serve un medico legale però, perché altrimenti come possiamo definire che quello è sangue invece non è una qualunque tinta, un pigmento qualunque. Ok. Decidiamo per chiamare Roberto De Montis, che è il medico che sentite sempre per i fatti delittuosi, è stato chiamato il dottor, che poi è il professor Roberto De Montis, che poi ho scoperto essere la reincarnazione del medico legale che aveva fatto l'autopsia a Giulio Cesare, perché gliel'avevamo fatta questa autopsia, è la reincarnazione, e quindi abbiamo cercato lui. È venuto felicissimo perché c'erano stati due medici legali, il professor Lubrano e il professor Bucarelli, che avevano scritto su Sacabadora e eutanasia ante litteram, e quindi lui si è sentito coinvolto e capiva che con questo avrebbe messo il coperchio su una pentola che rimaneva sempre aperta, e quindi avremmo scritto la parola fine su questa figura. È venuto, gli ho dato il martello, gli ho fatto vedere quelle chiazze, guarda, secondo me questo è sangue, però vedi tu cos'è. Ok, lo prende, dopo un paio di giorni ci manda un messaggio via WhatsApp, sangue umano di sesso maschile. E capite che a quel punto le endorfine che nel corpo erano aumentate ancora, è come quando uno è strafelice. Noi eravamo strafelici,
Questo ci dava la prova della veridicità dell'attrezzo e della veridicità di quella figura anche. Ma volevamo fare di più. Ho chiesto al mio paziente di farci vedere il sito, la nicchia nel muro, era una casa di pietra questa, la nicchia nel muro dove è stato trovato il martello. Abbiamo preso l'appuntamento, siamo andati con Roberto De Monti della Figliola, che aveva la macchina fotografica il giorno, e il mio paziente ci ha fatto trovare la nicchia aperta, aveva tolto la pietra che chiudeva l'imboccatura, era un'imboccatura più o meno di questa forma qua, quadrangolare, ecco, 20-25 per 20, non di più. E dentro c'era un incavo che si apriva verso l'esterno, e dentro c'era una cosa, no? Esempio, un pezzo di legno che poi si chiama saccabadora, diciamo poi per cosa serviva, o poi per cosa sarebbe servito, con avvolti attorno dei fogli di giornale, e poi il tutto era legato con un pezzo di spago che è di là, è ancora collegato con il nodo originale, l'abbiamo solo sfilato, un pezzo di spago di fibra vegetale che in sardo si chiama marreggia, e poi il tutto era avvolto ancora con un rosario che è lì. Per di più ancora c'era un foglio di carta bollata, un emifoglio per la verità, con 9 nomi che è qua. 9 nomi però non sono, si vede che non sono nomi di gente antolocata, perché Boricu non è nome di una persona di certo elevato, Marieda, Nanni, Pieredu, sono tutti nomi del ceto popolare più basso, quindi del ceto contadino più povero. C'era ancora una monetina di rame, in corso negli anni 20 perché c'è il profilo del viso di Vittorio Emanuele III, e nel retro c'è un'ape, quindi si chiamava l'ape quella moneta, infatti. Poi c'era ancora delle marche da bollo. Ecco, dottor Staffa, venga qua, dottor Staffa. Buonasera, scusate il ritardo. C'erano 6 marche da bollo, sempre in corso negli anni 20 del Novecento, sempre con la faccia di Vittorio Emanuele III, perseguita quell'uomo. Poi ancora c'era un molare, che il dottor Staffa, che ho sognato dentista e quindi anche dentista, lui ha detto che è un primo molare dell'arcata inferiore sinistra. C'era ancora un legnetto, un pezzetto, una scheggia di legno tarlata. Ora vi dico 2 cose circa il martello, ad esempio. Il martello abbiamo visto che è fatto di legno di olivastro, di ollastro, è abbastanza grezzo. Vi posso dire che sicuramente se l'è fatto una cabbadora, perché non poteva farlo fare a un uomo, perché questa è l'icona del saccabadore, il martello, per quanto possa essere stato usato sì, oppure in altre volte no, però l'icona del saccabadora è come il computer Apple dice San Mela, l'icona del saccabadore è San Mazzocca. Bene, San Mazzocca nella parte battente, nella parte più larga, se voi vi avvicinate, dopo magari col cellulare mettete la luce, lo vedete, c'è un gradino a metà. Vuol dire che lei col seghetto, quando è arrivata a metà, era stanca, si è fermata, ha ripreso fiato e ha disteso i muscoli, che sicuramente erano contratti, e ha ripreso, però ha angolato diversamente il seghetto o il suserrato, chiamate come volete, e ha continuato a tagliare, e quindi è rimasto si è fermata una volta. Nella parte posteriore invece questi gradinetti sono almeno 4, vuol dire che si è fermata più volte perché era già stanca, e quindi vi voglio dire che se questo l'ha fatto una donna, perché se l'avesse fatto un uomo non si sarebbe fermato, l'avrebbe fatto fino alla fine senza fermare, quindi non ci sarebbero stati questi gradinetti. Per di più non poteva farselo fare da un altro, perché doveva rimanere una cosa segreta, perché comunque la sua azione, per misericordiosa che fosse, era comunque qualcosa che la legge poteva punire, ok? E quindi non poteva farselo fare dal marito, da un fratello, da un individuo maschile, da un uomo, perché gli uomini bevevano e bevono ancora,
ma soprattutto prima beve. Quando non beve magari libera il cervello da certe inibizioni, dice cose che non dovrebbe dire, e quindi dovrà saperlo solo lei. Ancora, i nomi sono 9, poi a fianco a ciascun nome c'è un numero 1, ma non so bene, non sappiamo bene perché c'è il numero 1. Poi c'è il rosario, ecco, il rosario, poi vi diranno loro che il rosario effettivamente serviva, perché sicuramente era una donna religiosa, e lo testimonia il fatto che questi fogli di giornale, che sono una ventina, sono fogli di giornale religioso che si intitolava Dio e il prossimo, e sono giornali con lettere di ringraziamento a Sant'Antonio, solo a Sant'Antonio, ringraziamento a Sant'Antonio per guarigioni ricevute, oppure chiedono l'assistenza e la guarigione per malattie in corso, sempre a Sant'Antonio, quindi un giornale religioso. Poi vi dirà qualcosa Mariano Staffa su questo. Ancora il rosario è un rosario con i vaghi di legno, che ha una crocetta e una medaglietta miracolosa, quindi è possibile nella seconda metà dell'Ottocento perlomeno. I vaghi sono di legno e sono fatti con questi semi che si chiamano lacrime di Giobbe, che vengono usate proprio per fare i rosari. Ok? Poi c'è una scheggia di legno molto tarlata. Presumiamo che questa possa essere un sacramentale, intanto perché questa Cabadora era anche religiosa, però si portavano sacramentali in casa per avere protezione contro le influenze negative, come quando mettiamo un crocifisso, una statua di un santo, anche un sacramentale. Questa è sicuramente una scheggia di una statua di un santo, che magari è andata male, è stata tarlata, quindi quel santo, almeno l'impalcatura, probabilmente era un santo che costava poco, perché il sito dove abbiamo trovato tutti questi reperti è un paesino piccolino, non possiamo dire quale perché chi abitava l'ultima volta in quella casa è morta già da 70 anni, 80 anni, però ci sono ancora parenti vivi, quindi vogliamo evitare questo, quindi non chiedeteci dove è stato trovato. La scheggetta di legno, volevo dirvi che è un legno molto ricco o povero di fibre dure, quindi ha molta cellulosa, e lì dove c'è molta cellulosa il tarlo va a nozze. I legni che hanno molta cellulosa sono i legni che costano poco, e quindi in quel paese sicuramente potevano spendere poco, e quindi però era comunque un pezzo di legno che era stato comunque benedetto, quindi era comunque un sacramentale che serviva per proteggere la casa degli individui che vi abitavano. Giusto per dirvi una chicca, ecco, mentre la Madonna di Bonaria, lì il tarlo si romperebbe il trappa, il puntiglione, perché è fatta con legno di carrubo. Il carrubo dentro nel legno, nel tronco grosso, c'ha un core rossiccio che è durissimo. Lì le macchine elettriche, seghe e quant'altro, frese, bruciano, talmente duro e compatto. Quindi, ma quella è una statua che costava molto, che costava molto. Questa era una statua deva dinai. Ancora cosa, devo dire un'altra cosa. Sì, una chicca che ho trovato che non c'è nel libro, però ve la dico, perché poteva essere un'occasione in cui il Sacabadora poteva essere chiamata. L'ho trovata in un libro di storia che si intitola, scritto dal sindaco di Manda, si intitola Antimoto a Predimura. Nel 1801 a Manda viene ucciso un prete perché era l'amante della moglie del dottore, e quindi il dottore si è adirato. Sì, vabbè, però Umberto Opus parla dell'ambiente in cui questo è successo, il contesto sociale del paese, e dice che nel Ducato di Mandas, che tra l'altro non era solo per Mandas, ma c'era un enclave nella zona di Fonni, Olzai, c'era un'altra enclave più piccola nella zona nella Gallura, quindi era un ducato con 3 zone.
Bene, in questo Zuccato, non so negli altri, però glielo chiederò appena lo vedo. Beh, qua vigeva una legge, devo dire che era anche molto utile. Cioè, questa legge diceva che se il capofamiglia moriva entro il 31 di marzo, quella famiglia per un anno non pagava tasse. Quindi poteva essere l'occasione per far vivere ancora quel fuoco, si chiamavano fuochi, no? Che comunque alla fine pagavano tasse, però per un anno non pagavano tasse, quindi potevano sopravvivere e questa poteva essere la salvezza per chi rimaneva. Ovviamente pensate un po', se uno era moribondo il 25 marzo, il 26, il 27 ancora più grave, il 28 non morirà ancora, il 29 c'è un piede di danno qua, ma ce l'ha anche qua ancora. Il 31 alle 5 di sera, allora del tè l'avrebbero chiamata, diciamo finita, buona, tanto così ci salviamo noi, tanto lui non si salva più perché non c'erano medicine, non c'era niente, quindi ci si salvava solo perché aveva un sistema immunitario molto forte e basta, altrimenti miracoli, chissà se è vero. No. Quindi io direi che finisco qua e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie per averci ascoltato. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Allora, io mi sono occupato fondamentalmente della parte antropologica e una cosa abbiamo scoperto con certezza, che intorno a Sacabadora e a tutte le ritualità, tutte le cure che si facevano durante le agonie lunghe e difficili, esisteva una fortissima discrezione. È stato difficile con molte persone parlare di Sacabadora. Riuscivamo a farlo solo quando introducevamo noi l'argomento, non una domanda secca, ma gli raccontavamo che sapevamo che si facevano queste cose e allora tutti quanti questi anziani avevano un raccontino, un aneddoto, una circostanza da dirci. Per cui la testimonianza orale rispetto a questo fenomeno è pressoché uniforme in tutta quanta la Sardegna, tutti raccontano sempre le stesse cose e tutti raccontano del grande senso di pietà di questa persona che veniva considerata una donna di grandissimo coraggio, in parte forse anche temuta, di grandissima personalità, però una persona utile perché risolveva delle situazioni decisamente difficili e complesse senza mercimonio, senza chiedere soldi in cambio. Sacabadora vedremo che appunto questa che in capitanese viene chiamata femmina pratica, cioè di queste donne con personalità importante, magari anche con carattere un pochino spigoloso, che si occupavano della cura delle persone sofferenti, di qualche slogatura, preparavano unguenti, preparavano impiastri, conoscevano erbe, conoscevano preghiere, spesso e volentieri sicuramente facevano anche slevadoras e poi quando c'erano le circostanze giuste ponevano fine alle sofferenze e facevano rendere l'anima a Dio a questi poveri cristi che attraversavano una lunga agonia. Una lunga agonia che a quei tempi, dove il sofferente viveva in casa, c'erano due cose che oggi fondamentalmente non viviamo più. Uno, dover vivere in casa con una persona che sta soffrendo, che urla, che si lamenta, non ci sono farmaci per il dolore, ci sono pochi farmaci anche per altre cose, quindi la sua sofferenza diventa anche la nostra sofferenza. E non è soltanto il fatto di saperlo, come purtroppo ci è capitato anche durante il periodo del Covid, che tu portavi qualcuno all'ospedale perché stava decisamente male,
te lo prendevano, non potevi andare a visitarlo, non ne sapevi niente, ti chiamavano e te lo prendevano dentro, già pronto alla tumulazione. Allora lo vivevi proprio, quindi sicuramente l'empatia del dolore era molto, era superiore. Dicevamo le agonie lunghe, le agonie difficili. È chiaro che quando si aveva un malato, un sofferente in casa, magari dopo un trauma, dopo qualche colpo di stupetta, qualche rissa importante, chiaramente le prime cose che si facevano era pregare perché guarisse. Per cui si pregava, magari si accendevano anche candele, si metteva qualche scritto, se era ancora in provvidenza, però se il poveretto non guariva o non se ne andava, cominciava la sofferenza anche del mondo circostante, dei parenti stretti, di quelli che lo vivevano in casa. E allora nella tradizione appunto si ritiene che affinché uno possa morire l'anima deve uscire dal corpo, così come entra col primo respiro, esalando l'ultimo respiro l'anima se ne va. Per cui se l'anima non riusciva ad andare via c'era qualche difficoltà, e se tutte le immagini sacre, le preghiere, i crocifissi, le statue, in qualche modo servivano a proteggere la persona e ad impedire che l'anima se ne andasse, a questo punto cosa facevano? Eliminavano tutto ciò che richiamava al sacro, soprattutto richiamava al sacro, diciamo così, cattolico, quello che viviamo, lo eliminavano dalla stanza dove questo stava e lo eliminavano anche dal suo corpo, nel senso che se aveva medagliette, crocettine, con uno scritto messo sul corpo o anche negli indumenti, certamente veniva eliminato. E da qualche parte aprivano anche una finestra affinché l'anima potesse veramente andare via. Questa della finestra è una tradizione non soltanto sarda, ma abbiamo trovato delle registrazioni anche in Emilia, in Provenza. Probabilmente il fenomeno era molto più diffuso da noi, e come altre cose si sono conservate sino ad avanti ieri, per cui ne abbiamo qualche riscontro e ne possiamo parlare. D'altra parte hanno fatto in tempo a dimenticarsene. Ora, se anche liberando quello che potevano essere gli impedimenti perché l'anima tornasse a Dio, cominciavano a pensare che il poveretto non terminava di soffrire perché stava pagando il fio per colpe commesse precedentemente. Colpe di cui i parenti non sapevano, perché certamente non erano quei delitti che oggi noi consideriamo gravissimi, come l'omicidio, il furto, la cassazione, i maltrattamenti. Certamente non era quello, ma erano colpe relative al sacro. Anche perché le colpe rispetto al patrimonio o alle altre persone potevano essere vendicate, mentre le colpe verso il sacro, verso la divinità, non potevano essere vendicate. E cosa si riteneva che fossero queste colpe sacriche? La distruzione dei principali attrezzi da lavoro, quindi fondamentalmente dei soggiuali, cioè del gioco che serviva a mettere insieme due buoi affinché potessero esercitare una forza maggiore, degli aratri, anche degli alveari, perché dagli alveari si ricavava la cera per onorare la divinità, o altrimenti che avessero spostato i stremisi, le pietre di confine. I confini e le pietre di confine sono certamente in Sardegna, o comunque pietre importanti ne abbiamo tante, in qualche modo le consideriamo sacre o le hanno considerate sacre. Peraltro i romani, a fianco al Tempio di Giove
sul Colle Capitolino, a Roma avevano un tempio per il dio Sternius, che era il dio che governava i confini delle proprietà romane, ma anche delle proprietà private, e coloro che spostavano le pietre di confine subivano la pena di morte quando era grave. E sul Vallo di Adriano Diocleziano fece costruire un tempio al dio Sternius per la serie proteggi il confine tra l'Inghilterra e la Scozia, perché quella era la fine dell'impero romano da quelle parti. E peraltro, voglio dire, in Sardegna le pietre sacre appunto hanno sempre avuto una grande importanza. Se pensiamo che alla fine dell'impero romano, quando Gregorio Magno scrive a Ospitone chiamando duce dei Barbaricini, perché la Sardegna una parte era romana, era comunque diventata di vissuto romano, una parte invece era un pochino più diffidente. E lui, Gregorio, appunto dice a Ospitone: tu che ti sei convertito al cristianesimo, ti sto mandando Semplicio e un altro frate a convertire la tua popolazione, aiutali, perché i tuoi sudditi sono adoratori di legno e di pietre. Quindi queste pietre le abbiamo sempre avute in grande considerazione. Per cui cosa si faceva? Si faceva quella che viene chiamata magia simpatica, cioè se tu hai distrutto un giuare, anche se io non lo so, ti metto il giuare nel letto e in qualche modo lo sto restituendo, sto pagando la mia colpa. Stesso si faceva con le pietre, glielo si metteva sulla testa, sul corpo, lo si batteva. Ma la cosa più interessante di tutto questo è che quando non c'era soggiuari, quelli che si usavano abitualmente per lavorare, facevano suggiualidu, una roba tipo come questo, che veniva preparato non per far giocare i bambini al piccolo coltivatore diretto, ma veniva preparato appositamente per questa circostanza e veniva iniziato durante il canto del Miserere nel giovedì santo in chiesa. Quindi riceveva in qualche modo una sua sacralità. E quando anche tutte queste pratiche che fondamentalmente facevano i parenti non portavano allo scopo sperato, cioè non aiutavano il moribondo a rendere l'anima a Dio, qualcuno avvertiva Sacabadora, che arrivava. In tutti i racconti si parla di queste persone anziane o comunque che camminavano curve col velo così da non far vedere troppo bene il volto, probabilmente come l'abbiamo messa lì col rosario e Samazzocca. Queste andavano nella stanza dove il poveretto stava per morire, ma andavano via tutti quanti, o comunque gli altri uscivano e loro dopo una ventina di minuti questa usciva e chi doveva rendere l'anima a Dio aveva finalmente compiuto l'ultimo suo respiro. Come agiva la Cabadora non lo possiamo sapere con certezza, perché non abbiamo una testimonianza che io ho visto fare. La Turchi ha raccolto una bellissima testimonianza nel suo libro Ho visto agire Sacabadora, dove ha messo anche il dischetto, il CD, dove questa vecchietta racconta, però anche la vecchietta racconta che è entrata quella ed è rimasta fuori dalla porta. Non abbiamo questa certezza. Probabilmente, come ci ha suggerito Roberto De Montis, che stasera non c'è, quindi sì. Probabilmente il modo più frequente con cui ponevano termine alle sofferenze del poveretto era col cuscino, una morte per soffocamento, chiudendogli gli orifizi respiratori col cuscino. Questo perché? Perché il cuscino non lasciava segni, un cuscino
probabilmente c'era in tutte le case, di lana di pecora, di lana d'agnello, e non lasciava segni, perché anche in periodi in cui non c'era la visita del medico necroscopo, però sicuramente dei segni importanti sul corpo, sul viso, sulla nuca del moribondo, qualcuno un sospetto l'avrebbero dato. Però certamente la nostra mazzocca ha delle gocce di sangue, come viene detto al muso, per cui probabilmente è stata usata, non sappiamo in che periodo, non per forza deve essere di quella dell'ultima che l'ha custodita, probabilmente era un po' traumatizzato, uno che aveva già dei segni evidenti, un colpetto in più sicuramente non lo avrà, non avrà creato grandi segni. L'altro modo in cui si potevano usare sia suggiuali che Sa Misericordia era quello di mettere il suggiuale dietro la testa, dargli un colpetto e quindi rompere il dente dell'Epistofeo, e nel 90% si creava una morte immediata. San Mazzocca certamente poteva servire per colpire non la fronte, non la nuca, ma i globi carotidei, cioè delle zone che sono qua, nella biforcazione delle carotidi, che regolano il flusso, la pressione sanguigna cerebrale e anche il ritmo cardiaco, per cui un colpo ben dato determina una fibrillazione ventricolare e senza defibrillatori non se ne va al creatore in pochissimo tempo. Come certamente poteva essere usato nei bambini malformati, nei nati malformati, un colpetto sul precordio, sullo sterno, faceva partire anch'esso una fibrillazione ventricolare. Sa Misericordia poteva essere utilizzata infiggendola tra l'Atlante e l'Epistofeo, tra la prima e la seconda vertebra, così da colpire sempre il dente dell'Epistofeo, farlo crollare e spingerlo verso un midollo allungato, così da bloccare il centro del respiro, il centro della frequenza cardiaca, e quindi avere una morte immediata. La chiudo qui, altrimenti hanno tempo per parlare. Sì, la chiudo qui, altrimenti non vi lascio spazio. Una cosa carina, i fogli del giornale religioso, noi pensavamo fosse un giornale non edito più. Invece per questo Natale, nella cassetta della posta del mio studio, mi hanno messo questo, Dio il prossimo, è lo stesso, cioè lo stesso, 100 anni dopo più o meno, è un giornale che è nato nel 1907. Bene, in questo decina di minuti cercherò di essere rapido e incisivo, come si suol dire. Allora, tutte queste prove, quando noi le abbiamo trovati, ci hanno gasato alla grande. Poi, una volta che ti dicono che nella mazzocca c'è sangue umano, anche questo ci ha reso veramente carichi nel pensare che questo era un ritrovamento più unico che raro di una persona che era la Cavadora, perché come ha detto Gianmariano, sia San Mazzocca che Sa Misericordia sono delle stigmate della Cavadora. Non c'è, come se noi invece non avessimo la nostra borsetta, anche se non la usiamo, ma noi usciamo con la nostra borsa con tutti gli attrezzi. E lei usciva con San Mazzocca, che nell'ultimo periodo, parliamo dell'800 in poi, probabilmente veniva usata pochissimo, proprio perché c'era la possibilità che qualcuno si accorgesse di ferite non proprio legali e potesse farsi troppe domande. Verosimilmente la San Mazzocca e la Misericordia è stata data alla nostra Cavadora da un'altra Cavadora, perché si passavano dall'una all'altra. Quando una Cavadora doveva smettere di avere la sua funzione, cercava nel pabulum del paese o di dove si trovava qualche persona che fosse adatta a fare questo, e quindi gli cedeva il suo armamentario. Ma noi volevamo fare in modo che la certezza che queste cose fossero della Cavadora
è stato quel foglio di carta bollata dove Sacavallora ha segnato 9 nomi. I 9 nomi ve li leggo, e sono Diogu, Boriccu, Peppanna, Marietta, Nanni, Claudino, Pauriccu, Piereddu e Bisenti, che sono, come ha detto Maria Augusto, nomi di popolani, però ce n'era uno in particolare. Abbiamo detto, se questi veramente sono l'elenco delle persone che la Cavallora a cui ha tolto la sofferenza, ovviamente portandole alla morte, cosa possiamo fare per dimostrarlo? Andiamo a cercare nell'elenco dei morti. Siccome noi conosciamo il paese e conosciamo anche la presenza a fianco a questo paese di un altro paesetto molto vicino, in linea d'aria 1 chilometro, non di più, quindi voglio dire con un passo regolare in 6 minuti si arriva, abbiamo detto prendiamo tutti i morti di questo paese e di quel paese vicino. Badate bene che abbiamo solo nomi, non cognomi. E prendiamo dal 1926, perché questi giornali hanno riportato 2 date, 1926 anno santo e 1925. Quindi noi abbiamo preso tutti i morti dal 1926 fino al 1900. Peppanna indubbiamente era il nome che ci ha catalizzato più l'attenzione, perché è un doppio nome che la persona portava appresso, nel senso che tutti la chiamavano Peppanna, Giuseppa Anna. Sappiamo bene che il doppio nome nella nostra tradizione, l'antropologia ce lo dice, è difficile da portare, nel senso che o ti chiamano Peppa o ti chiamano Anna, ma che venisse normalmente chiamata con un doppio nome significava che quella persona probabilmente, almeno dal punto di vista economico, apparteneva a un ceto benestante. Cerchiamo e troviamo in 26 anni, in 2 paesi, una sola persona che muore nel 1920, quindi prima del 1926, a 39 anni, coniugata con figli, e guarda caso anche la mamma di questa donna come secondo nome era Anna. Quindi questo ci ha catalizzato moltissimo, ci ha fatto capire che quello non era un elenco come i detrattori della presenza reale della Cavallora ci avrebbero potuto contestare, perché poteva essere un elenco di nomi di persone che mi dovevano soldi. Il fatto che questa donna è morta nel 1920, prima del 1926, unica persona che in 26 anni porta quel nome, ci garantisce che quell'elenco è un elenco di persone aiutate da Cavallora. Anche gli altri nomi troviamo, e ne troviamo un altro che è importante, che è Piereddu. Piereddu è un nome di un bambino, perché nel meridione difficilmente un adulto veniva chiamato Piereddu, mentre Marietta poteva essere una donna adulta o magari piccoletta come tante donne sarde sono, e quindi la chiamavano Marietta. Piereddu non c'è l'abitudine, ribadisco dal punto di vista culturale, chiamare un adulto. E guarda caso noi troviamo che tra i 2 paesi il nome Piero e Pietro, tutti e 2 insieme, troviamo solo 10 morti in 26 anni. Quindi già il nome poco utilizzato. Però troviamo Infante, perché nei 5 libri dell'archivio arcivescovile, dove ci sono tutti molti battezzati, coniugati e così via, troviamo nel 1919 un infante. E guardiamo, ed è un bambino che muore a 4 anni nel 1919, nel periodo di anche Antiogu, ma anche Nanni. Un solo nome non troviamo nessuno che muore col nome di Claudino. Quindi questo prima ci fa capire che Claudio non era un nome utilizzato in quei 2 paesi, ma l'antropologia ci dice, ma non solo l'antropologia, ma la vita normale, quel Claudino verosimilmente o era di un altro paese, sono solo 2 le ipotesi,
o era di un altro paese, non di quei due paesi, ma verosimilmente era una persona che di nativo esau Claudino, ma magari si era Antoni nell'anagrafe, e quindi io che ho cercato nell'anagrafe non potevo trovare Claudino in virtù del fatto che lui il suo nome, quanti di noi conoscono gente che noi lo conosciamo con un nome, poi il nome vero è un altro completamente differente. Quindi quell'elenco è un elenco in cui lei ha riportato le persone che ha aiutato a non soffrire più. Un elemento, ho ancora qualche minuto, per cui vi posso dire che il dente ci ha fatto impazzire. Il dente ci ha fatto impazzire perché non capivamo perché una cavadora conservava il dente. Ma Mariano Staffa, che è un ortognadodontista e quindi esperto di denti, lo ha esaminato. Prima di tutto sappiamo che è un molare inferiore, inferiore sinistro, ma la cosa particolare è che ha tartaro persino negli apici. Quindi cosa vuol dire? Che se il tartaro ha colpito l'apice, vuol dire che quel dente, come si dice in inglese, era un dente pendivendi. Poi, dottor De Montis, esperto, uno dei maggiori esperti della Sardegna di medicina legale, ci dice che la cavadora, uno dei metodi per finire, perché ricordiamoci che il cuscino lo troviamo dall'800 in poi, non lo troviamo in tutte le case il cuscino, perché potesse agire aveva un altro metodo: chiudeva il naso con le due dita, metteva il resto della mano nella bocca e non respirando più. Ricordiamoci che sono gente che sta morendo e quindi ci vuole poco a farlo morire. Se quel dente era pendivendi, quando ha fatto così, il dente gli è rimasto in mano. E cosa faceva? Lo lasciava sul comodino per far capire come aveva agito? Assolutamente no, se l'è portato appresso. Ed ecco spiegato la presenza del dente. O ancora Allora, dottor De Montis, professor De Montis, ha analizzato il DNA della mazzocca e poi lui ha reso possibile lo studio del DNA del dente prendendo la polpa, e sono tutti e due di sesso maschile ma di DNA diverso, quindi sono di due persone diverse. Mentre per il DNA cioè mentre per la mazzocca non possiamo stabilire un'età della persona proprietaria di quel sangue, di questo siamo intorno ai 40 anni circa, quindi è una persona di 40 anni, e noi troviamo in quell'elenco persone morte maschili che hanno 40-42 anni. Vediamo se facciamo tempo, sì, ma posso andare ancora poco. Allora, mi ha detto di 5 minuti ancora. L'altro elemento particolare è la moneta. La moneta, quella non ci ha fatto penare molto, anche perché per poter scrivere tutto quello che abbiamo scritto abbiamo dovuto studiare antropologia culturale per poter avere le basi minime per poter asserire alcune cose. E la moneta era chiaramente un segno proprio di pagamento da parte della famiglia. Voi pensate quale gravoso compito la cavadora costretta svolgeva, togliendo peraltro un grave peso alla famiglia, perché in altre situazioni noi sappiamo anche della Sardegna e in altri popoli dove la figura della cavadora non esisteva, ma esisteva la possibilità di porre fine alla vita attraverso non sempre la stessa persona, ma familiari o persone che se la sentivano di far morire le persone. E quindi i familiari mettevano la moneta o sul corpo del morente oppure sul comodino. Tra l'altro possiamo anche asserire che questo è un retaggio che le persone non sapevano di trasportare ancora oggi, se vogliamo, ma noi sappiamo che abbiamo scoperto che non solo fino al 400 d.C., ma anche fino al 700 d.C., i romani erano abituati a mettere una moneta nell'occhio o nella bocca del morente. Perché? Perché
l'anima quando partiva doveva volare verso l'Ade, ma per arrivare all'Ade doveva attraversare un fiume, e il fiume chi c'era? C'era Caronte che trasportava con la sua barchetta. Per però fare questo servizio Caronte voleva dinari, voleva soldi, e allora i romani si premurivano, non è che questo muore e poi torna indietro, no, mettiti la moneta nell'occhio, in bocca, da dove esce l'anima. E quindi i nostri avi portavano questa abitudine, senza saperlo ovviamente, ma con l'intento di pagare la cavadora. Perché noi abbiamo trovato questi reperti? Perché poi se la cavadora non aveva nessuno a cui dare i suoi strumenti, non poteva far altro che bruciarli, perché le cose sacramentali si bruciano. La crocetta del giorno delle palme noi l'anno dopo non la buttiamo, la bruciamo perché è un sacramentale, e anche queste cose venivano bruciate. Noi siamo certi, dal punto di vista interiore, che San Cavadora ha murato tutto. Primo, perché non trovassero reperti di un omicidio. Secondo, perché sperava vivamente che qualcuno le trovasse e che rimettesse nella giusta collocazione la sua figura. Questa persona era Augusto Marino. È Augusto Marino. Io ringrazio per l'esposizione i nostri 3 autori. Roberto De Monti lo salutiamo, non è così impegnato, non ce la fa proprio. Tra un monte e satro. Adesso io chiudo la diretta, però se volete fare qualche domanda mentre io chiudo la diretta potete anche farla agli autori. Naturalmente noi poi ci vediamo venerdì prossimo, ci sarà Gaetano Ranieri, che è il geologo, ingegnere, che ha lavorato con Georadar Monte Trano. Bene, domande?